Buongiorno, benvenuti al Focus TG di Rete Veneta, vigilia di Natale, vigilia di festa, ma un giorno comunque con tante notizie da dare, con tante notizie che riguardano tutto il Veneto. Alcune riguardano addirittura l'Italia, perché sappiamo che dalla cabina di regia di ieri si è passati al Consiglio dei Ministri e si è passati a una nuova serie di norme che ci interesseranno da qui in avanti. Zaia ne ha parlato ieri insieme a tante altre notizie dell'ultimo minuto. Allora, vediamo nel frattempo i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, perché è già arrivato il bollettino di questa mattina e non è un bellissimo bollettino, almeno per quanto riguarda i contagi. Lo vediamo insieme con la regia di Alessandro Costacurta e Cristiano Facca. Allora, eccolo qua, cominciamo da qui, cominciamo da questi dati per capire che tipo di Natale abbiamo davanti. È un Natale che rischia di diventare davvero in trincea, perché sono 5.000 i nuovi casi positivi. Sono numeri molto alti anche nella media dell'ultimo periodo, che insomma aveva visto una serie di situazioni un po' complicate. 5.074 sono numeri decisamente importanti, tanto che siamo a 599.939 persone positive in Veneto dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Quindi è ormai certo che nella giornata fra oggi e domani in Veneto si toccheranno le 600.000 unità, le 600.000 persone che sono risultate positive al Covid. È una cifra impressionante, è ben oltre un decimo dei veneti, perché sappiamo che c'è chi naturalmente ha dovuto ripetere più di una volta questo calvario. Sono 66.998 le persone attualmente positive in Veneto, e anche questo è un dato importante, perché è molto alto, siamo a cifre decisamente alte. Sono 12.257 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid dall'inizio dell'emergenza, e sono 520.000 quelle che si sono negativizzate. Adesso scendiamo nella seconda parte di questa tabella per vedere come sta reagendo la sanità del Veneto alla spallata del Covid. C'è da dire la verità, che la sanità del Veneto sta reagendo in modo egregio, perché in questo momento, questi vedete sono tutti i numeri che riguardano tutti gli ospedali del Veneto, sono 1.213 le persone ricoverate in area non critica. Di queste 1.098 sono ancora positive al Covid, vuol dire che abbiamo 1.000 persone ricoverate in area non critica ancora positive, 115 invece si sono negativizzate. Sono 163 le terapie intensive impegnate, di cui 153 con persone positive, 10 con persone che si sono negativizzate. Vediamo le differenze rispetto a ieri. Sono 9 le persone in più, ovvero un bilancio positivo di 9 unità in area non critica e un bilancio negativo di 6 unità in terapia intensiva. Negli ospedali del Veneto purtroppo sono mancate anche 13 persone. Questi 13 decessi vanno a influire ovviamente sul bilancio di ingressi e uscite dagli ospedali. Adesso sarebbe interessante recuperare, se ci date un attimo, lo facciamo proprio al volo, la differenza rispetto al numero delle persone decedute nella giornata precedente, perché 12.257 sono purtroppo quelli che hanno perso la vita negli ospedali, e ci sono anche situazioni extraospedaliere. Ieri dai dati che ci arrivano erano stati 12.241 i decessi, di quelli da 41 a 57 sono 16 in più, quindi vuol dire che ci sono altri 3 decessi. I morti in realtà sono 16 e il bilancio dei morti è fermo a 16. Sono cifre altissime, drammatiche, che ci fanno capire che effettivamente è una fase davvero complicata e delicata. Questa era la tabella dei
dati. Adesso andiamo a vedere, in attesa dei primi collegamenti. Sapete che oggi, vigilia di festa, abbiamo comunque collegamenti interessanti, parleremo di meteo, parleremo di montagna, insomma ne abbiamo molte cose di cui discutere. Andiamo a vedere la situazione dei vaccini, perché ieri sono state inoculate 45.647 dosi in Veneto. È un numero molto alto e c'è da dire che le prime dosi sono 3.834. Penso che sia il numero più alto delle ultime settimane, che segna ormai la conferma che sempre più persone decidono di accedere, di avvicinarsi alla campagna vaccinale, naturalmente con tutte le novità che sono arrivate. Poi parliamo anche delle ricadute sulla campagna vaccinale da parte del decreto varato dal governo, che prevede un ulteriore inasprimento per chi non ha il vaccino. Sono 2.495 i cicli completati, le dosi addizionali booster terza dose sono 39.318. Il Veneto ha somministrato il 96,6% delle dosi a disposizione. Vediamo che sono 3.800.000 i veneti che hanno la prima dose, 3.700.000 quelli che hanno la seconda dose, e ormai ci avviciniamo al 1,5 milioni di veneti che hanno la terza dose. Il 30% della popolazione residente ha già la terza dose. In realtà questa tabella mette tutto nella giusta prospettiva, perché ci dice che l'86% dei veneti, vediamo se riusciamo a farvela vedere un po' meglio, l'86% dei veneti, vedete qui, ha la prima dose, l'85,1% ha la seconda dose, il 33,4%, quindi abbiamo sforato anche il 33,3% periodico, un terzo dei veneti hanno la dose addizionale, il booster, con coperture molto alte per le fasce più anziane della popolazione. Si muove anche qualcosa nelle vaccinazioni della fascia 5-11, perché 4,4% della popolazione fra 5 e gli 11 anni ha almeno una dose, e 0,2 ha già fatto il ciclo completo. Ovviamente la terza dose è non prevista, quindi sono cifre importanti che vanno a braccetto con quelle che abbiamo appena visto dell'emergenza, con i dati che ci arrivano proprio dall'emergenza. Adesso noi, in attesa di poter parlare con i nostri primi collegamenti, che non vediamo ancora in ingresso, andiamo a vedere la campagna promozionale, chiamiamola così, attivata dalla Regione per quanto riguarda le terze dosi, le vaccinazioni. È stato chiamato un testimonial davvero d'eccezione. Vediamo. Abbiamo il servizio su. Le sfide non sono tutte uguali. Questa volta vince la terza. La terza dose è fondamentale per sconfiggere il Covid-19. Prenota la tua vaccinazione. Con la terza vinciamo insieme. Veramente grazie, per me è stato un piacere e un onore collaborare con voi per questa campagna. Un'amica del Veneto si è messa subito a disposizione per questa campagna istituzionale. Con queste parole il presidente Zaia ha presentato il video di sensibilizzazione alla vaccinazione che vede come protagonista la campionessa Federica Pellegrini. Video dal pomeriggio diffuso sui social, che verrà trasmesso anche dai mezzi di informazione. L'iniziativa voluta dal governatore, che si è rivolto a quei cittadini che non si sono ancora vaccinati per timore. La battaglia la facciamo assieme e la vinciamo assieme. Questa battaglia dobbiamo vincerla, non dobbiamo tornare a chiudere tutto, dice Zaia, presentando i dati della giornata che vede in Veneto oltre 5.000 nuovi contagi, con un tasso di occupazione delle terapie intensive al 16% e dell'area medica al 17%. Si tratta di un terzo dei ricoveri rispetto all'anno scorso, quando avevamo però meno contagi, spiega Zaia, ad indicare come oggi a fare la differenza sia la campagna vaccinale. Ma se la situazione ospedaliera dovesse peggiorare, il passaggio in zona arancione sarà inevitabile, per questo il Veneto ha pronto un provvedimento per salvare la stagione sciistica. Vi dico già che stiamo preparando un provvedimento, una mia ordinanza, affinché anche in presenza di zona arancione si continui a sciare. E il pensiero di Zaia va a tutti gli operatori della sanità veneta da quasi 2 anni in prima linea nella lotta al Covid. Io sono preoccupato per il morale delle truppe, ve lo dico veramente, perché dopo 22 mesi che stai lì a combattere e non vedi alba, mi mettono i panni del morale delle truppe. C'ho i miei che mi dicono che vedono operatori cinquantenni con la lacrima. E in questi 20 mesi il grazie di Zaia va anche ai giornalisti. Desidero veramente ringraziare la stampa per il grande, poderoso
ed eccezionale lavoro che ha fatto in questo anno, anche l'anno prima. Un Veneto che chiude ancora una volta il proprio bilancio tax free e continueremo ad esserlo. Se chiederemo un sacrificio ai veneti sarà per il sociale. Sottolinea Zaia ricordando che l'anno si chiude con un PIL al 6,9% e previsioni per il 2022 al 4,5%. C'è poi la sfida che passa attraverso i 229 miliardi di euro del PNRR. Noi ci siamo candidati per tutta la partita sicuramente della sostenibilità e questo senza escludere ovviamente il grande blocco dell'idrogeno. Veneto candidato a diventare laboratorio per la produzione e distribuzione ma soprattutto per la mobilità a idrogeno a partire dai treni. E a proposito di treni... Stiamo anche lavorando per Hyperloop, no? Che è il treno ad alta velocità, direi che è il treno più veloce del mondo. Facciamo ora una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tantissime notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto i dati dell'emergenza Covid con numeri piuttosto alti per quanto riguarda la diffusione dei contagi e invece numeri decisamente più contenuti per quanto riguarda la pressione sulla sanità. C'è da capire poi che cosa voglia dire tutto questo, però vuol dire in ogni caso che il Covid c'è, sta correndo, ma che la sanità in questo momento del Veneto sta reagendo molto bene alla spallata di questa fase dell'epidemia. C'è una notizia importante che circola ormai da ieri sera, ma la vediamo assieme per capire che cosa sta cambiando. C'è stata ieri nella tarda mattinata la cosiddetta cabina di regia alla quale ha partecipato il Premier Mario Draghi assieme alle forze politiche, assieme ai tecnici, quindi Istituto Superiore di Sanità, Comitato Tecnico Scientifico, per capire che cosa mettere nelle mani poi del Consiglio dei Ministri per varare le ormai celebri strette di questo periodo. Allora, il decreto sulle festività firmato da Draghi prevede che dal 1 febbraio ci sia una riduzione della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi, mentre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto a 4 mesi dalla seconda. Obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca, questo non riguarda il Veneto perché per ora siamo in gialla e sappiamo c'era comunque un'ordinanza di Zaia che lo prevedeva. Utilizzo delle FFP2 in cinema, teatri, musei, allo stadio e negli eventi sportivi dove sarà comunque vietato consumare cibi e bevande. FFP2 anche sui mezzi di trasporto, esteso l'obbligo dei Green Pass rafforzato nei bar e ristoranti fino al 31 gennaio. Super Green Pass obbligatorio anche per chi accede a musei, sale bingo, palestre e piscine, musei, luoghi di cultura, centri benessere, centri termali, centri culturali. Sempre fino al 31 gennaio, divieto, e questo è piuttosto importante, ha delle ricadute importanti per quei sindaci, quelle amministrazioni, chi aveva ancora in ballo qualche manifestazione, qualche celebrazione, e quindi si bloccano fino al 31 gennaio eventi e feste che possono implicare assembramenti all'aperto, discoteche, sale da ballo chiuse fino a fine gennaio. A proposito di questo è arrivata una nota nella mattinata odierna, vediamo se riusciamo a recuperarla, perché pare che sia saltata la manifestazione organizzata dai sindaci della Bassa Padovana per il 26 dicembre. Avevano deciso di ritrovarsi davanti all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, ormai tra i più celebri Covid hospital del Veneto, per manifestare ancora una volta il proprio dissenso rispetto alle scelte della Regione sull'attivazione di questi Covid hospital, in particolare in quello della Bassa Padovana, che copre un territorio decisamente esteso e anche importante sotto il profilo dei numeri, e hanno deciso i sindaci di non fare la manifestazione in ottemperanza alle misure contenute nel provvedimento emanato ieri sera. Allora, noi abbiamo la possibilità fra poco di collegarci con Nicola Sparonato di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa per parlare di meteo. Finché non arriva, ci vediamo il servizio che ha preparato la nostra redazione padovana sul bilancio relativo alla pandemia da parte del sindaco di Padova Giordani.
vaccinate, fate la terza dose. Non si scherza con questo, non si scherza più. Facciamo una certa dose, cerchiamo di evitare feste, festine, festoni, capodanni. È una cosa importante e non va sottovalutata assolutamente. È la salute dei cittadini la prima preoccupazione del sindaco Giordani. La pandemia non è un lontano ricordo. Il 92% dei residenti a Padova è vaccinato, ma il Covid è un incubo e per questo, prima di annunciare una possibile ricandidatura per le amministrative del 2022, il sindaco vuole pensare a come uscirne, quello che gli chiedono cittadini e commercianti. Quando finisce questa pandemia cominciamo a pensare anche a queste cose. Adesso ho fatto il giro di mercati e le piazze sotto il salone. Non mi ha chiesto nessuno, dicono tutti, quando passa questa pandemia, come saremo? È vero che passiamo zona arancio, è vero che i vaccini servono, è vero che su questo, il lavoro, manca il lavoro, no, va abbastanza bene, ha ripreso bene il lavoro, sono abbastanza tutti soddisfatti. È il terrore di tornare indietro, il terrore di tutti di tornare indietro. Io mi ricordo quando giravo per le piazze, non c'era nessuno, c'era solo io che giravo. Non vogliamo tornare indietro. Intanto per il prossimo semestre i progetti restano numerosi. La gara per la seconda linea del tram, il SIR 3, la stazione appaltante per la nuova questura in via Anelli. La decisione definitiva sul Parco delle Mura e sulla ex Prandina. E tornando indietro al 2021 che sta finendo, è il sigillo agli affreschi medievali trecenteschi a risvegliare l'orgoglio di padovano e primo cittadino. Ho parlato per un minuto a tutto il mondo. Chi mai avremmo immaginato nella mia vita di poter parlare di Padova per un minuto al mondo? Mai avrei pensato. E quando sono tornato, io ho sottovalutato il piacere dei padovani, l'orgoglio dei padovani. La gente, era sabato, sono tornato domenica, facevo giri in bicicletta in centro, sugli Agi, la gente era contenta. Mi ricordo 2 macchine sventolavano il fazzoletto bianco, cioè, incredibile. È stata vissuta non come un atto politico amministrativo, come orgoglio di Padova. Da sindaco a sindaco, da Padova a Vicenza, vediamo cosa dice Francesco Rucco. La guerra al Covid impone una nuova strategia. Da Roma il governo stabilisce le regole della stretta di Natale. Le nuove misure che puntano ad arginare l'ondata pandemica prevedono Green Pass a durata ridotta 6 mesi, terza dose dopo 4 e fino al 31 gennaio mascherine all'aperto sempre, feste all'aperto mai. Green Pass rafforzato in ristoranti e bar. La cabina di regia ha determinato le nuove disposizioni con un prossimo decreto che vincolerà le attività e limiterà le azioni legate al Covid fino al 31 gennaio, in particolare l'uso delle mascherine FP2 soprattutto nei teatri, nei cinema e nelle situazioni come eventi sportivi. Il Green Pass è rafforzato per poter andare al ristorante o nei bar e quindi è necessario quanto mai procedere con le terze vaccinazioni che ci permettono una quasi regolarità della vita quotidiana pur con queste limitazioni. La cabina di regia presieduta dal premier Draghi si è riunita in mattinata per sciogliere gli ultimi nodi. All'1 del pomeriggio il summit con le regioni, alle 5 di sera il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al nuovo decreto che adesso dovrà essere recepito e messo in pratica anche nei comuni. A Vicenza il sindaco Francesco Rucco aveva già anticipato il giro di vite. La città di Vicenza aveva già deciso di non organizzare il Capodanno ovviamente in piazza proprio perché i contagi stavano crescendo, è stata una scelta lungimirante, di buon senso e le regole stabilite dal governo in questo senso dimostrano che è stata una scelta corretta. Allora adesso andiamo immediatamente, perché la pubblicità incombe, da Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana de Grappa. Nicolas, buongiorno, ci eravamo dati appuntamento la settimana scorsa per sapere oggi che tempo farà in questo periodo natalizio, nei prossimi 2 o 3 giorni che ci aspettano di festa, se possiamo tirare fuori scarponi, sci e altre attrezzature invernali o se invece sarà bene tirare fuori l'ombrello. Ciao Ferdinando, buongiorno a tutti. Anticipavamo un weekend di Natale all'insegna del tempo instabile e come si vede alle mie spalle la nuvolosità è protagonista di queste giornate. Domani e Santo Stefano saranno giornate grosso modo simili, con però copertura nuvolosa molto più compatta, quindi con nuvole che saranno protagoniste praticamente dal mattino alla sera. Però la novità è che rispetto a qualche giorno fa dove si vedeva un Natale e un Santo Stefano bagnato, sembra che comunque le piogge siano
ridotte all'osso, o comunque siano, nel caso ci fossero, di breve durata e alternate a lunghe pause asciutte. Quindi insomma, ecco, questa è una nota positiva, diciamo, anche perché purtroppo in pianura fa freddo, però in montagna già da ieri le temperature stanno aumentando. Di conseguenza, nel caso ci fossero state delle precipitazioni, sarebbe stata in prevalenza pioggia fino a circa 1500-1600 metri. Quindi da una parte meglio così, insomma, che così la poca neve è rimasta alle alte quote o anche addirittura in Val Belluna fino alle quote prossime al piano, rimane il paesaggio bianco, e quindi almeno in Val Belluna faranno un bianco Natale, ecco. Immagino anche in altopiano dei 7 comuni, magari a Cima Grappa un po' di neve resta ancora. Ovviamente sulle alture dove ci sono le piste già aperte la neve c'è, perché le temperature lo consentono. Nicolas, ma dobbiamo aspettarci un inverno o comunque un gennaio così fra il plumbeo e con temperature un po' sopra la media, o può cambiare? Ma guarda, al momento, anche per i giorni subito dopo le festività di Natale, non si intravedono grosse novità, anzi addirittura a cavallo tra 2021 e 2022 dovrebbe rimontare l'anticiclone delle Azzorre e quindi garantire giornate di bel tempo in montagna e probabilmente di inversione termica in pianura, con quindi cieli un po' più grigi e spesso anche accompagnati da foschio o nebbie. Quindi tanta umidità in pianura, nuvolaglia sparsa, sole purtroppo si vedrà poco, o comunque si farà vedere tra le nubi, specie sulle zone di alta pianura e nelle zone pedemontane, mentre in montagna, a parte insomma sì, queste 2 o 3 giornate di grigio, anche lì a cavallo appunto tra l'ultimo e il Capodanno dovrebbe essere l'insegna del tempo sicuramente più buono, ma soprattutto, e dico soprattutto, con temperature miti anche di 7, 8, forse anche 10 gradi oltre le medie del periodo, quindi veramente un ultimo dell'anno che sarà più primavera, soprattutto in quota, rispetto effettivamente al periodo in cui ci troviamo. Conoscendo anche le vostre passioni di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, immagino che speraste in qualcosa di un po' diverso. Nicolas, noi siamo in chiusura di questo collegamento, ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, ti diamo appuntamento al giorno o prima di Capodanno, insomma quei giorni lì, per vedere che tempo farà, e ti lasciamo lo spazio per gli auguri ai telespettatori di Rete Veneta da Meteo Bassano. Assolutamente sì, ci ritroviamo sicuramente prima dell'ultimo. Il nostro è quello di un sincero augurio di un felice Natale, sperando che poi il 2022 porti un anno, si spera, un pelino meglio, non chiediamo tanto, ma un pelino meglio. E chissà che fai poca neve, perché qua che c'è solo da creare. Ciao a tutti. Nicolas, grazie, gentilissimo come sempre, buone feste anche a te, buone feste agli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo e abbiamo in programma un collegamento proprio con la montagna veneta per vedere che cosa succede in questi giorni da quelle parti. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. C'è una parte del Veneto che aspettava queste vacanze, questa stagione invernale in modo davvero spasmodico, ed è la montagna. Andiamo adesso a Gallio, sull'altopiano dei 7 comuni. Ci colleghiamo con il sindaco Emanuele Munari, che ha accettato il nostro invito a scambiare qualche parola nel giorno della vigilia. Sindaco, grazie per essere qui con noi. Grazie a te e buona giornata a tutti, grazie. Allora, Sindaco, che aria tira da quelle parti? Noi abbiamo visto, insomma, ha fatto neve, la neve che si aspettava è arrivata, c'è qualche grado in più di quello che ci si aspettava, però il Natale sull'altopiano sta portando neve e turismo. È quello che vi aspettavate? Poteva andare meglio o insomma va bene anche così? Diciamo che allo stato attuale, con l'incertezza che regna sovrana, perché appunto il decreto legge di questa notte, di ieri o di oggi, se vogliamo così chiamarlo, chiaramente crea un po' di imbarazzo a tutti, perché all'ultimo momento si capisce e si sa cosa si può fare e cosa non si può fare. Detto questo, le aspettative erano sicuramente leggermente superiori, perché qualche disdetta in questi ultimi giorni, vista appunto l'incertezza, è arrivata sui nostri ristoranti, sui nostri alberghi. Quindi confidiamo che con
la presa di posizione attuata oggi con il decreto legge da parte del governo possa mettere un po' in sicurezza tutto e tornare a garantire appunto ai turisti che sono ben accetti sull'altopiano quello che si può fare e quello che non si può fare, quindi le regole del gioco, le regole di ingaggio per poter garantire a tutti economia, turismo e anche un po' di spensieratezza in queste vacanze di Natale che veramente vorremmo viverle a pieno, vorremmo viverle con un po' di leggerezza, di divertimento, anche se alcuni divertimenti non si potranno fare, però ecco, vogliamo tornare in qualche modo a vivere in maniera normale. Sindaco, noi stiamo vedendo, grazie alla nostra regia, anche una webcam puntata sulle melette di Gallio. Sì. C'è qualcuno, sì. Allora la seggiovia in questo momento è ferma o è vuota, ma è la seggiovia più piccola, ci pare di vedere. C'è qualcuno, sì, comunque, sì. Non so se riesci a vedere l'immagine, ci sono degli sciatori, c'è qualcuno che si sta muovendo, anzi c'è un rullo che sta trasportando gli sportivi, le persone che sono in zona per le piste baby, diciamo. C'è già movimento sulle piste in questo periodo? Allora, c'è movimento, chiaramente in questi giorni ovviamente che anticipano il Natale, si sa che sono giorni un po' di magra per quanto riguarda le piste e l'aspetto turistico. Sicuramente da domani, dopodomani cominceremo ad avere le piste molto più piene e molto più frequentate da parte dei nostri sciatori. Diciamo che grazie a Dio le melette, che per la loro tipologia di impianti, che sono impianti all'aperto, che sono impianti che quindi non sono soggette o assoggettabili alle nuove restrizioni, alle melette si può venire a sciare in totale tranquillità, perché appunto gli impianti sono seggiovie all'aperto esapposto che garantiscono il distanziamento sociale, e quindi si può e venite a sciare appunto a Gallio e le Melette, perché lì le norme e il rispetto delle regole è assicurato, appunto perché è tutto all'aperto. Allora, noi stiamo vedendo per par condicio anche un'immagine che ci arriva dal Verena. In questo momento però sul Verena non sembra esserci nessuno, ci sono nuvole basse, sì, forse c'è qualcuno che si muove là dietro, c'è un cespuglio, forse qualcuno che sta salendo, però insomma magari la giornata non è del tutto bellissima in alcune zone dell'altopiano. Sindaco, però c'è anche lo sci da fondo in zona. Certo, assolutamente sì. Difatti noi siamo fortunati perché, ripeto, oltre alle Melette, dove lo sciare è garantito anche se fosse zona arancione il Veneto un domani, perché le caratteristiche determinano il fatto che alle Melette si può sciare anche in zona arancione oggi, ma il fondo, che è un altro sport che si fa all'aperto, in totale sicurezza e distanziamento sociale, quindi tra Campolongo, tra Campomulo e il Golf Arena di Asiago possiamo veramente ospitare tutti gli appassionati di fondo che possono tranquillamente fare questa disciplina, praticarla, divertirsi in totale sicurezza, appunto ripeto, e in totale rispetto delle norme. Quindi noi ci aspettiamo un Natale sicuramente diverso da quello dell'anno scorso, e non ci aspettiamo sicuramente delle sorprese come l'anno scorso dell'ultimo giorno, perché ripeto, qui Campomulo che stiamo appunto vedendo, piuttosto che le Melette, piuttosto che tutti gli altri impiantisti hanno investito in questa stagione che si sta per aprire, e quindi non possiamo di nuovo buggerare, prendere in giro questi imprenditori che appunto, ripeto, già da quest'estate hanno investito appunto su questi impianti per poter garantire ed offrire la massima qualità appunto a tutti i turisti e a tutti gli altopianesi che vogliono sciare sia da discesa che da fondo. Naturalmente l'altopiano non è solo sport, non è solo sci, non è solo ciaspolate, passeggiate nella natura, anche se insomma conosciamo bene la natura incontaminata, nonostante la densità abitativa, nonostante il fatto che ci siano molte persone in altopiano, è anche cultura a tempo libero, bei paesi, insomma un bel posto da visitare. Però, Sindaco, siamo pronti alle sfide del domani con il turismo del Veneto? Finirà prima o poi tutto questo che stiamo vivendo, questo dramma che stiamo vivendo da troppo tempo, e si apriranno nuove strade. Voi dell'altopiano ritenete di essere pronti ad affrontare le sfide di domani? Allora, noi siamo sempre pronti, perché un territorio dove è chiaramente a vocazione turistica
dobbiamo essere pronti. Siamo sicuramente indietro rispetto a qualche altro territorio, qualche altra località che magari può anche godere di contributi piuttosto che di finanziamenti che qui non abbiamo, perché il Veneto rispetto ad altre regioni è a statuto ordinario. Però dobbiamo in qualche modo fare di necessità virtù, e noi vorremmo presentarci a fine di questa pandemia pronti con una serie di iniziative nuove per rilanciare il nostro turismo e soprattutto poi per rilanciare il nostro territorio. Dobbiamo ancora decidere quale target diciamo così, di posizionamento vorremmo dare al nostro altopiano, ma ci stiamo organizzando per poter appunto scegliere quello che sarà il target del futuro del nostro altopiano e quello che vorremmo che fosse l'altopiano nel 2050. Addirittura si guarda parecchio avanti. Allora Sindaco, noi guardiamo avanti, guardiamo a domani che è Natale, siamo in chiusura di questo collegamento, lo spazio come per tutti i nostri ospiti per gli auguri dall'altopiano ai nostri telespettatori. Certo, colgo l'occasione, l'ho già fatto, ma colgo l'occasione, Ferdinando, per chiaramente augurare un buon Natale e buone festività a te, a tutti i tuoi colleghi e a tutto lo staff di Rete Veneta, sempre molto puntuali e precisi, a tutti i telespettatori di Rete Veneta, e anche mi sia consentito di allargare a tutti i miei colleghi sindaci e amministratori dell'Altopiano e della provincia di Vicenza e del Veneto, perché ne abbiamo bisogno, perché dopo 2 anni di pandemia, 2 anni di stress, 2 anni dove qualcosa è cambiato anche nei caratteri, anche negli umori delle persone, noi sindaci che siamo soprattutto dei paesi piccoli, medio piccoli, siamo sempre sul fronte, quindi ecco, auguriamoci veramente un buon Natale e che sia un Natale anche di cambiamento nelle nostre teste. Con questo augurio, Sindaco, io le do l'appuntamento alla settimana prossima, magari il 31, se immagino che faccia le ferie, per così dire, in altopiano, che magari facciamo il punto della situazione, di come è andata, come sarà andata a Natale, lanciamo un po' la volata per Capodanno, l'Epifania, la seconda parte di queste vacanze, vedremo se magari avrà fatto un altro po' di neve, ma mi pare che comunque ci si possa accontentare con quella che è caduta nei giorni scorsi. Sindaco, grazie ancora. Bene, grazie, e allora appuntamento al 31 e buon Natale ancora a tutti voi. Tanti auguri anche a lei, buona giornata. Noi torniamo in studio, ringraziamo Emanuele Munari, poi rappresentanza di tutti i sindaci dell'Altopiano, ha parlato dell'Altopiano nel suo complesso, delle sfide che dovrà affrontare e di questi giorni sempre molto delicati. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, andiamo subito a vedere le novità di cronaca e di attualità da Padova e da Vicenza. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo immediatamente a Padova, dove la nostra redazione ha già alcune notizie importanti dalla città e dalla provincia. Buongiorno Guido. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Grave incidente questa mattina ad Abano Terme in via Cesare Battisti, dove un anziano è finito fuori strada, una grossa auto nera, dinamica ancora non chiara, le generalità dell'uomo non sono state rese note, ma la persona interessata da questo sinistro risulta in condizioni molto gravi. Sul posto i suoi vigili del fuoco, i vigili urbani di Abano Terme. Mentre non è ancora chiaro cosa sia successo ieri notte, in pieno centro storico sull'Iston, praticamente sotto l'ex palazzo della Rinascente che si affaccia tra piazza Garibaldi e piazza Cavour da sempre, insomma nella memoria dei padovani è stato Rinascente, è stato UPIM 10 anni fa, e sotto questo grande palazzo che è stato completamente ristrutturato nei mesi scorsi sono state rovinate alcune vetrine di negozi di quel del lato che appunto invece dà sull'Iston, cioè sulla passeggiata. Il negozio più colpito è uno che vende sigarette elettroniche, ha la vetrina intatta ma completamente inclinata e ancora non si sa esattamente le motivazioni di questo gesto. Collegate un po' alla situazione del Covid, mentre si rileva come in città, in comune di Padova, i padovani che hanno ricevuto la terza dose sono arrivati al 55%, per cui più della metà, ripeto, in comune di Padova, non si può dire lo stesso in provincia di Padova, dove un padovano su 3 solo ha fatto la dose booster. E l'ospedale di Schiavonia ha registrato un'impennata di ricoveri nella giornata di ieri, 21 in più
in una sola giornata 19 malattie infettive, 2 in terapia intensiva. E forse anche per questo motivo la notizia di stamattina è che la manifestazione che i sindaci del Monselicense, dell'Estense e del Montagnanese volevano tenere il giorno di Santo Stefano, domenica, fuori dall'ospedale per ricordare e chiedere che non venisse, che non è utile almeno per la popolazione, insomma, della parte meridionale della provincia di Padova, non è utile che venga adibito solo ad ospedale Covid, e sapete che ora i ricoveri vengono dirottati su Abano Terme e quindi questo crea, insomma, dei disagi negli spostamenti, è stata annullata proprio sulla base anche di quanto disposto non solo dal questore ma anche dal decreto, insomma, del governo delle scorse ore, che evita gli assembramenti anche in luoghi aperti. Guido, ne colgo l'occasione. Sì? Prego. Sappiamo che avete già preparato un servizio con la categoria del divertimento. Sì, collegato a quanto appunto deciso dal governo, c'è un allarme che viene lanciato dall'associazione Appe di Padova, l'associazione provinciale dei pubblici esercizi, in particolare per quanto riguarda i locali da ballo, sale da ballo e le discoteche. Se dite lo vediamo insieme. Duro colpo, la categoria lo definisce amaro per i locali da ballo a pochi giorni da San Silvestro. Il decreto legge del governo ordina la sospensione di tutte le attività in discoteche e sale da ballo. Per loro si tratta di una vera e propria doccia gelata, perché a pochissimi giorni dal Capodanno, quando avevano già organizzato gli acquisti delle materie prime, chiamato i dipendenti, organizzato con gli artisti e pagato magari anche in anticipo il cachet, raccolto le prenotazioni, ecco, a pochissimi giorni dallo svolgimento dell'evento per loro viene praticamente bloccata la possibilità di lavorare. Questa è una situazione veramente assurda che ci riporta indietro almeno di un anno, quando con il precedente governo purtroppo eravamo abituati a questi decreti pubblicati o meglio comunicati al venerdì sera o comunque alla sera, che entravano in vigore pochissimi giorni dopo. Ecco, per noi, diciamo, questa sarà un Natale veramente amaro, difficile da affrontare. Un passo indietro di un anno, ricorda Segato, per il quale non ci resta che appellarci ai parlamentari padovani perché chiedano al governo lo stanziamento di ristori economici agli imprenditori e la proroga della cassa integrazione Covid per salvaguardare il posto di lavoro di centinaia di lavoratori del settore in provincia di Padova. Torniamo da Guido Barbato in redazione a Padova. Guido, ci sono altre novità di giornata? Volevo ricordare ai nostri telespettatori, soprattutto padovani, come si può fare a vaccinarsi tra oggi e domenica. Oggi sono aperti i padiglioni 6 e 8 della fiera, il padiglione 6 fino alle 18, il padiglione 8 fino alle 20, nella vigilia di Natale, pensate. E saranno gli unici punti dove ci si potrà vaccinare oggi, quindi chiuso quello del QAM, chiuso l'ospedale militare. Quelli in provincia stanno per chiudere tra poco, sì, tra 5 minuti, gli altri sparsi in provincia chiudono alle 13. A Natale riposo per tutti, per fortuna. Per quanto riguarda Santo Stefano c'è questa proposta, soprattutto dal pomeriggio i bambini potranno andare a vaccinarsi senza prenotazione in fiera, al padiglione 6. Ci sono anche altri giorni a seguire dopo Santo Stefano in cui si potrà entrare senza prenotazione per i bambini, però conviene che consultare al momento della partita magari il sito della ULS 6. E invece sarà aperto il giorno di Santo Stefano il padiglione 8 per gli adulti. E viene consigliato da parte dell'ULS che i bambini si vaccinino entro il giorno 10, dato che poi il giorno 11 si tornerà a scuola. Naturalmente. Allora Guido, noi... Sì? Se vuoi, non so se hai ancora un po' di tempo, guarda una super multa automobilistica che è stata combinata qualche giorno fa in zona Arcella a un automobilista decisamente che stava prendendo le cose alla leggera. Allora Guido devo intervenire io perché stiamo... Guido, devo intervenire io perché stiamo un po' perdendo il segnale da Padova. Allora io ti saluto, ti ringrazio per questo collegamento. Se ci saranno altre novità non esitate a contattarci. Nel frattempo noi vediamo il servizio sulla supermulta.
Guidava con la patente sospesa da 10 anni un'auto senza assicurazione. Un 39enne della provincia di Messina è stato appiedato e denunciato dagli agenti motociclisti della polizia locale subito dopo un controllo avvenuto in via Annibale da Bassano. Durante la verifica dei documenti l'uomo ha prima esibito una targa prova della macchina palesemente falsa, quindi delle generalità che una volta verificate al comando di via Gozzi sono risultate essere quelle del fratello. Il conducente lo aveva fatto perché aveva la patente sospesa da oltre 10 anni e non si era mai presentato all'esame per la revisione. È scattata una supermulta da 3.000 euro e una denuncia alla procura per uso di atto falso e per falsa attestazione di identità a pubblico ufficiale. Inoltre gli è stata contestata l'infrazione al codice della strada per circolazione con patente sospesa, che gli è stata revocata, pari a 2.000 euro, sequestrata l'auto perché non assicurata, con ulteriori 1.000 euro di sanzione. Questo era il servizio della redazione padovana. Restiamo a Padova perché è stato fatto un po' il bilancio sulle sospensioni dei medici in seguito alla decisione di tanti di loro di non vaccinarsi. Vediamo quali sono le cifre. Medici non vaccinati, tasto dolentissimo per l'ordine provinciale. Sono state 90 da aprile a novembre le sospensioni dal servizio e da novembre le verifiche sulla vaccinazione dei dottori in medicina sono a carico dei rispettivi ordini provinciali e i numeri sono importanti. Lunedì è arrivata una lista di 895 persone, quindi teoricamente l'ordine entro 5 giorni dovrà verificare la posizione, che significa che dovrà chiamare, perché non ha la possibilità di entrare e controllare personalmente i database, ma dovrà chiamare 895 medici della provincia di Padova, 3 medici odontoiatri, che dovranno esibire i certificati vaccinali, altrimenti entro 5 giorni ci sarà la sospensione immediata. Numeri non praticabili per noi, dice Crisarà, e forse, da prime verifiche informali, non veritieri. Numeri veri sono quelli invece della carenza di medici di famiglia. A Padova e provincia ne mancherebbero circa 100. È stata mancata una programmazione del Ministero, è stata mancata una programmazione della Regione, ma la cosa è molto più esponenziale perché la categoria è una categoria anziana e i nostri medici dai 68 anni in poi possono andare in pensione e addirittura possono anticiparla. Arrivano notizie collegate comunque all'emergenza Covid, alla gestione dell'emergenza, notizie nazionali molto importanti. C'è una circolare che dice booster estesa anche alla fascia 16-17 anni e ai fragili compresi nella fascia fra 12 e 15 anni. Leggiamo assieme questa nota d'agenzia che ci arriva proprio in questo momento in redazione. La terza dose booster sarà estesa ai giovani fra i 16 e i 17 anni e agli adolescenti fragili tra i 12 e i 15. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 di gennaio. AIFA, secondo quanto si apprende, si pronuncerà su tutti gli adolescenti fra i 12 e i 15 anni, quindi non solo i fragili, tutta la fascia dell'adolescenza entro il mese di gennaio. Notizie davvero importanti in arrivo anche per questa fascia, notizie che di solito causano comunque un po' di tensione. Vediamo, c'è un'altra nota, non repeat, quindi è semplicemente anzi c'è una correzione rispetto a quanto abbiamo appena detto. C'era stato un errore nel lancio di agenzia precedente. Le dosi ai giovani fra i 16 e i 17 anni del booster e i fragili fra i 12 e i 15 potranno essere somministrate non dal 27 gennaio come riportato poco fa, ma già dal 27 dicembre. Quindi è una cosa che inizia praticamente dopo domani. È importantissima questa novità. Vediamo se troviamo qualche altra informazione. Allora, prima della pubblicità, vediamo se andiamo prima della pubblicità a Vicenza, perché vediamo che Chiara Gaiani è già pronta. Facciamo un collegamento rapidissimo con lei, ma aspettiamo che ci dia un cenno, un ok. Vediamo Chiara Gaiani, Simone Squarcina, redazione vicentina natalizia. Chiara, buongiorno, abbiamo giusto un paio di minuti prima della pubblicità. Aggiornaci sulle novità vicentine beriche.
Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori e buona vigilia di Natale. Siamo appena rientrati da un giro in centro perché abbiamo sondato tra i vicentini che cosa ne pensano di quelle che saranno le novità, insomma, che sono state adottate dalla cabina di regia e che ci saranno imposte dalla prossima settimana. Sostanzialmente tutti sono molto favorevoli, d'accordo sulle decisioni del governo, compresi anche i gestori dei locali in cui siamo entrati, che saranno costretti, tra virgolette, a controllare il Green Pass rafforzato anche per bere il caffè al bar, ma insomma, visti i numeri, la preoccupazione è tanta. Una signora che abbiamo incontrato ci ricordava l'anno scorso eravamo in zona rossa proprio in queste ore, nessuno vuole tornare lì. Poi per Vicenza c'è un'altra importante novità, lo aveva annunciato nei giorni scorsi, è stata firmata in queste ore dal sindaco della città Francesco Rucco, l'ordinanza che riguarda un locale di Contrat Pescherie dove era esplosa una bomba carta, ricorderete c'erano stati degli episodi di violenza. Ecco, questo locale fino al 23 gennaio dovrà chiudere anticipatamente alle ore 20, questa era una decisione attesa dalla città. Ci sono altri fatti di cronaca, ti aggiungerei velocemente una cosa se posso. Certo Chiara, vai pure avanti. Ecco, Vicenza Calcio, ci sono i numeri dei positivi. Già avevamo parlato nei giorni scorsi che la squadra del Vicenza Calcio era stata colpita dal coronavirus, sono 11 tra giocatori e personale dello staff, sono 6 in particolare i giocatori che sono risultati positivi al coronavirus. Domani tutti i giocatori saranno, anzi forse in queste ore insomma, tutti i giocatori saranno sottoposti ad un altro tampone molecolare, intanto per tutti ovviamente sono scattate le misure di quarantena. Natale quindi in quarantena per tanti giocatori del Vicenza. Chiara, a conferma di quello che ci hai appena detto, ti diamo le cifre del bollettino regionale per quanto riguarda l'emergenza Covid. Sono 940 i nuovi casi, le nuove positività riscontrate in provincia di Vicenza, peggio fa solo Padova con 1032. Sono 11.790 i vicentini, parliamo di provincia, quindi non sono ULS 8 ma anche ULS 7, i vicentini in generale positivi in questo momento, e fa il paio un po' con i dati che ci arrivano da Treviso, da Venezia e da Padova, quindi una situazione davvero molto complicata. La sanità invece sembra reggere. Allora Chiara, intanto grazie per queste notizie. Avevi altri fatti di cronaca da segnalare? Ecco, ti segnalo, insomma, vi racconteremo nei TG di questa sera di 2 incidenti, uno è stato a Tieni di pomeriggio, l'altro a Lonigo con un'auto finita in una canaletta, e poi insomma avremo anche modo di sentire davvero tanti auguri di Natale e ovviamente da noi, da tutta la redazione di Vicenza, oggi arrivano a tutti i telespettatori. Noi vi facciamo gli auguri di buon Natale, buone feste, naturalmente ci risentiremo se ci saranno altre novità, altrimenti vediamo tutto nel TG Vicenza di questa sera. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Chiudiamo il capitolo dedicato all'emergenza Covid, chiudiamo il capitolo dedicato alla cronaca e andiamo a vedere quali sono state le dichiarazioni del presidente Luca Zaia sull'infrastruttura che in questo momento è la più importante dal punto di vista delle dimensioni aperta come cantiere in Italia, ovvero la Pedemontana. Zaia ha dato delle date per l'apertura e ha fatto delle dichiarazioni piuttosto importanti su questa arteria. Vediamo. Chi sperava che il 2021 fosse l'anno della rinascita definitiva dal dramma del Covid dovrà aspettare ancora un po'. Ma il Veneto non si è mai fermato e anche le opere strategiche, nonostante qualche rallentamento dovuto all'emergenza mondiale, non sono mai rimaste ferme con le 4 frecce. È stato anche l'anno nel quale comunque si è cominciato a intravedere la luce in fondo al tunnel, ad esempio rispetto alle grandi infrastrutture, penso alla Pedemontana Veneta. Ecco la novità sull'arteria, una sorta di regalo sotto l'albero, con tanto di fiocco. Una Pedemontana Veneta sulla quale continuiamo a lavorare, continuiamo a investire e annunciamo, visto e considerato che oltre a fare i bilanci di fine anno bisogna anche annunciare quello che sarà l'anno nuovo. Voglio annunciare che con i primi mesi dell'anno, proprio per scelta, apriremo
io spero tutti e 30 chilometri, quindi il tratto che va da Montebelluna a Spresiano e l'altro tratto che arriva fino a Montecchio, sperando che entro il 2023 poi si possano avere anche direttamente gli innesti sulla 4 e sulla 27. In questo momento la strada pedemontana veneta è la più grande opera in cantiere in Italia, 94 km di infrastrutture con 68 km di viabilità d'appoggio, di servizio a 36 comuni con 14 caselli che daranno nuova linfa al Bassanese e ai territori circostanti. È l'opera che cambierà la vita al Veneto. E chi ha già avuto modo di utilizzarla o chi vive in quei territori già ha apprezzato il grande giovamento che comunque sta già dando, nonostante sia ancora un'incompiuta, perché di fatto ad oggi sono aperti quasi una settantina di chilometri. Però il fatto di pensare a questa infrastruttura che si va a completare nel 2022 per noi significa ovviamente nuova linfa a dei territori. Sono molti temi, non in sospeso, ma in divenire comunque per il Veneto. Uno è quello delle infrastrutture, con la pedemontana che abbiamo sentito quasi come una sorta di regalo sotto l'albero, sta finalmente per arrivare a completamento. Un altro tema, e noi di Rete Veneta, del gruppo Media Nord-Est, lo sappiamo bene perché abbiamo il contatore che vedete nella parte alta del vostro televisore, è quello dell'autonomia. Sono 1524 i giorni che sono passati dal momento in cui i veneti hanno fatto capire chiaramente la loro volontà di avere un'autonomia nel solco di quanto previsto dalla Costituzione, ovviamente, e Zaia ne ha parlato nella conferenza stampa di fine anno. Sentite cosa ha detto. L'autonomia è una grande partita, una partita irrinunciabile per noi, però anche la volontà di dire che sull'autonomia noi non indietreggiamo di un millimetro. Molti mi chiedono: ma avete rinunciato a qualche delega? Noi chiediamo le 23 materie. L'autonomia non esce dall'agenda del Veneto, resta tra i primi punti anche per il 2022. Il lavoro non si ferma, nemmeno il dialogo con il governo. Stiamo trattando in maniera seria con il ministro Gelmini. Vi annuncio anche che ho incontrato il ministro Franco per l'autonomia. Si va nella direzione di una legge quadro. Voi sapete che nel collegato alla finanziaria c'è già il titolo. A gennaio potrebbe arrivare in Parlamento la legge quadro se si troverà l'accordo, spiega Zaia, che chiarisce come il Veneto abbia chiesto chiarezza sulla norma finanziaria. Noi abbiamo chiesto che la virtuosità venga premiata mantenendo inalterata la percentuale fissata e inventandoci poi una quota di compartecipazione di quel 10 in più da dare magari come quota di solidarietà, come una tassa destinata alle regioni meno fortunate e più in difficoltà. Autonomia però rimasta fuori dai temi toccati dal Premier Draghi nella conferenza stampa di fine anno. È mancata la parte dell'autonomia, è mancata la parte dell'autonomia perché ancora non entra nelle corde della Presidenza del Consiglio, però è nelle corde dei cittadini. Rischia di essere un'occasione mancata per il governo, la riflessione del Presidente del Veneto. Questo governo ha un'opportunità, scrivere una pagina di storia. Se non la scriverà, passerà qualcun altro e la scriverà. Parliamo ora di incidenti stradali, di sicurezza sulle strade, perché è stato questo l'argomento al centro di un importante incontro che si è tenuto a Venezia. Oltre all'epidemia del Covid, come io dico che rispetto, l'epidemia sulle vittime della strada sta aumentando sempre di più. Dobbiamo in qualche modo arrivare a chi è dall'alto, che è il governo, e che metta dei fondi o che insieme possa collaborare per aiutare ed evitare altre stragi sulle strade. Spero che questo sia un messaggio istituzionale che arrivi direttamente al Consiglio dei Ministri, direttamente al Premier. Si sono trovati entrambi a Venezia, a Palazzo Balbi, per lanciare un messaggio potente. Romina Ceccato e Andrea Dan, genitori combattenti. La prima, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli morti nel terribile incidente stradale nel luglio 2019 a Jesolo. Il secondo, papà di Manuela, strappata la vita a 6 anni nel 1998 a Codogné. Una traiettoria di dolore diventata una battaglia per la sicurezza sulle strade. I numeri, d'altronde, tracciano un'emergenza senza fine. In quest'anno, nella Marca Trevigiana, con 900.000 abitanti, abbiamo 17 vittime sul lavoro e
quasi 60 morti sulla strada. Danne e Ceccato, approfittando della conferenza stampa di fine anno del presidente Zaia, hanno chiesto alla Regione, in particolare all'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che hanno incontrato, di intercedere con il governo per accelerare un vero piano di sicurezza per la strada, fatto di infrastrutture ma anche di una campagna di informazione diffusa, perché nessun genitore né chiunque altro si trovi a passare un Natale come il loro. La vita non ce l'hai più, devi incominciare a ricostruirne una nuova per poter sopravvivere e andare avanti. Questi giorni vorrei che non esistessero, ma in questo momento il regalo più bello è essere qui nel dire che cosa vogliamo. Altro argomento molto importante in questo periodo è quello dei furti nelle abitazioni. La criminalità, lo si sa, agisce molto spesso nel periodo prima delle feste, tanto che ci sono alcuni sindaci che chiedono aiuto alle forze dell'ordine. Ancora una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Raffaele Grassi insieme ai comandanti di tutte le forze dell'ordine della provincia. Ci saranno più controlli anti-assembramento durante le feste e a Capodanno. La sera di San Silvestro le forze dell'ordine verificheranno anche il rispetto delle norme sui fuochi d'artificio. Al COSP hanno partecipato anche alcuni sindaci. La prefettura ha invitato anche la prima cittadina di Trebaseleghe, Antonella Zoggia, che nei giorni scorsi aveva indirizzato al prefetto un appello per segnalare i ripetuti furti in abitazioni private, con danni e rischi di violenza, ma, come ha evidenziato il sindaco, che hanno anche destinato un diffuso senso di preoccupazione nella cittadinanza. C'è stata un'ottima disponibilità da parte del prefetto e delle forze dell'ordine, che hanno garantito un ulteriore potenziamento dei controlli anche nel nostro territorio, secondo le modalità che stanno definendo tra carabinieri, polizia, guardia di finanza. È un servizio di potenziamento che viene coordinato a livello provinciale e che interesserà anche il territorio di Trebaseleghe. Restiamo su questo argomento perché qualche sera fa c'è stato un tentativo di furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un'abitazione di Borgoricco. Quinto tentato furto in 20 anni per la famiglia degli Agostini, che risiede nella frazione di San Michele delle Badesse. Martedì notte, poco dopo essere usciti di casa per andare verso il Lido di Venezia con la loro attività di ambulanti di alimentari, due malviventi armati di grossi tronchesi e mazzette sono entrati in giardino, si sono protetti dal cane da guardia con un bancale in legno e hanno sfondato una porta a vetri. Dentro casa c'era il fidanzato della figlia dei proprietari, che appena sentiti i rumori ha telefonato al padre della ragazza e si è messo a chiamare forte il cane Thor. Per fortuna c'avevo il mio Thor, il mio cane, che li ha fatti scappare, però danni hanno fatto, però cosa vuole? Che danni hanno fatto? Abbiamo fatto danni al portone, alle finestre. Contanti in casa non ne teniamo, dice degli Agostini. Ai ladri non è interessato nemmeno il magazzino con la merce. Lasciando perdere anche il sindaco, è bravissimo, la polizia, è lo Stato che non ci tutela, è lo Stato sempre, che è colpa secondo me sempre dello Stato, perché non ci sono le pene adeguate, perché non si può andare sempre a rubare dappertutto ogni volta alla gente. Arrivato alla quinta volta si sente più insicuro o la sua è più amarezza? È amarezza, perché siamo collegati con Padova Controlli, carabinieri, e allarmi dappertutto, fa rabbia perché vedono che c'è allarmi dappertutto, cioè, è assurdo, perdono tempo per niente, hai capito il discorso? E abbiamo paura che può succedere qualcosa di male. Grazie al molto coraggio del moroso della figlia e ai denti aguzzi del loro pastore belga Melanois, e i degli Agostini possono dire di averla scampata bella. Forse un cane è poco, ne prenderò un altro. Restiamo a Padova, dove c'è stato un accoltellamento in centro. Ha aspettato la moglie, una donna di 37 anni che usciva dallo studio del suo legale in via Foscolo a Padova, e l'ha accoltellata più volte. È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 41 anni di origine marocchina che nel pomeriggio di mercoledì ha tentato di uccidere la donna, che aveva appena avviato le pratiche per la separazione. Nonostante le gravi ferite, la donna ha reagito, riuscendo a scappare a quello che si era trasformato nel suo aguzzino, rifugiandosi nello studio
l'omicidio dell'avvocato dal quale era appena uscita e adesso è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Immediato l'intervento della polizia che ha rintracciato l'uomo in piazzale Stazione arrestandolo con l'accusa di tentato omicidio. Ed è in stato di fermo per omicidio il 28enne sospettato di aver ucciso Giulia Rigon, 31 anni, il 17 dicembre scorso. Ricorderete una vicenda che ha scosso il Bassanese e non solo. Il corpo della giovane era stato ritrovato all'interno del camper nel quale viveva il fidanzato Enrique Cappellari, 28enne. Inutili i soccorsi, era stato sentito a lungo il giovane. L'autopsia avrebbe fatto emergere ferite e traumi incompatibili con quello che il ragazzo aveva raccontato, ovvero di una caduta accidentale di Giulia Rigon, e potrebbero essere invece più riconducibili a percosse, ma naturalmente le indagini sono ancora in corso. Era a piede libero il 28enne, adesso invece è arrivata la notizia, la conferma che è sottoposto a fermo, quindi ne sapremo poi di più nel corso della giornata. Nel telegiornale questa sera avremo tutte le informazioni anche su questa drammatica vicenda. Chiudiamo il capitolo della cronaca e andiamo nella zona dei Colli Euganei, dove si parla di riserva UNESCO. Era sicuramente doveroso come ente e come territorio che insiste, diciamo così, su tutti i nostri colli, ricordare coloro che con il loro impegno politico e anche con il loro impegno sociale all'interno della nostra società, delle nostre associazioni, hanno salvato veramente i colli. Un ricordo di chi 50 anni fa ha permesso che venisse approvata la legge che tutela i Colli Euganei, permettendo anche la nascita dell'ente Parco Colli, difendendo il patrimonio euganeo dalla speculazione. Una battaglia civile esemplare che ha saputo unire appunto le forze che venivano dalla società civile, dai comitati in questo caso di giovani, e che sono state raccolte queste istanze di difesa del territorio dove vivevano da politici coraggiosi e dalla stampa sia locale e anche nazionale, che hanno saputo sostenere questa azione. Ora i Colli Euganei puntano in alto, l'obiettivo è diventare riserva della biosfera UNESCO. È un progetto ambizioso, non è certa che vada a buon fine, però siamo convinti che noi abbiamo tutte le peculiarità e abbiamo tutte le caratteristiche per poter raggiungere l'obiettivo in 2 anni e mezzo. Questo territorio lo meriterebbe, perché non c'è solo, come dire, una bellezza ambientale, ma c'è una ricchezza produttiva di prodotti, di storia architettonica in questo territorio davvero importante. Molte le attività svolte quest'anno, dal tracciamento dei percorsi ciclabili in sinergia con Google al contenimento della fauna selvatica. È la questione dei danni da fauna selvatica che colpisce un po' le nostre attività produttive più importanti, quindi stiamo parlando dei cinghiali e di quant'altro, e lì dovremo essere ancora più incisivi, anche se dei risultati quest'anno li abbiamo ottenuti. È stata inoltre rinnovata la convenzione con i carabinieri forestali per il servizio di vigilanza e difesa a favore della conservazione e tutela del patrimonio naturale. Andiamo ora a Vicenza per un'importante novità che riguarda il Tribunale. La Corte e il Sindaco hanno deciso. Arriva il Wi-Fi in tutte le aule del Tribunale e al posto del martelletto di legno una penna per firmare oggi stesso l'accordo tra le parti. Attraverso questo intervento sul Wi-Fi, Comune e Ordine degli Avvocati, con il supporto del Presidente del Tribunale, daremo un servizio che fino ad oggi non c'è stato, la possibilità di tutta la copertura Wi-Fi all'interno del Tribunale, che permetterà ai cittadini o agli operatori di giustizia di avere dei collegamenti che fino ad oggi non avevano, quindi paradossalmente un servizio che mancava, creava anche danno. Con questo intervento andiamo a risolvere un problema annoso che si trascina da parecchi anni. Dal 2015 infatti un'intera area del Tribunale, in particolare la zona del seminterrato priva di linea telefonica e Wi-Fi, è rimasta completamente isolata. Un grande atrio e 7 aule dedicate alle udienze penali, una zona strategica di una certa importanza e frequentazione all'interno del Tribunale. Parliamo di 47.000 euro compresa IVA, metà a carico del Comune, metà a carico dell'Ordine degli Avvocati, e poi un nuovo servizio app
che permetterà a giudici e soprattutto ai professionisti avvocati di vedere in tempo reale l'andamento dell'udienza. Senza creare assembramenti potremo vedere attraverso dei pannelli in ingresso il momento della chiamata dell'udienza e quindi evitando anche file e code. Una rete wifi che permetterà la mappatura di tutto il Palazzo di Giustizia, ma soprattutto un passo in avanti verso la digitalizzazione. Un passo verso la digitalizzazione di tutto l'apparato amministrativo e burocratico che nulla riguarda, rispetto alla digitalizzazione del processo, ma che ci fa fare un salto in avanti verso una migliore qualità del lavoro sia degli avvocati che dei magistrati, una migliore qualità del lavoro degli avvocati e dei magistrati che si riverbera in un maggiore e miglior servizio che viene reso ai cittadini. Da Belluno una bella notizia che riguarda una scuola molto lontana dal Veneto per ricordare un sacerdote. Aveva 74 anni Don Elio Larese, figura carismatica della Chiesa bellunese, preside per oltre 20 anni del Liceo Lollino, educatore e canonico della Cattedrale di Belluno. Don Elio si è spento lo scorso marzo all'ospedale di Belluno dopo aver contratto il Covid e la sua morte improvvisa ha lasciato attonita l'intera comunità. Per perpetuare la sua memoria gli sarà dedicata una scuola che i volontari dell'associazione Insieme si può realizzeranno in Madagascar, dove un bambino su 3 non sa leggere né scrivere e dove l'istruzione è un lusso per pochi. L'istruzione è la chiave di sviluppo, è la chiave che fa cambiare il destino dei bambini del sud del mondo, come osserviamo che cambia il destino dei nostri ragazzi qui. L'impegno economico per la struttura si aggira attorno ai 50.000 euro, ma i costi potrebbero lievitare. Subito è scattata una gara di solidarietà a cui partecipa anche la rete della Camera di Commercio di Belluno Treviso, che stimolerà le imprese all'esercizio della responsabilità sociale. I lavori si prevede possano iniziare già nel prossimo mese di aprile. Siamo convinti che potremo riuscire a portare avanti questo progetto. Il fatto che l'importo possa essere raggiunto non ci lascerà comunque in secondo piano l'estrema trasparenza e contenimento dei costi, che è un po' il nostro stile. A Vicenza in questo periodo torna il rischio di focolai nelle case di accoglienza. Il bilancio in questo momento è di 2 positivi e 4 persone in isolamento. Freddo e Covid, un binomio che torna a far paura. Scattata ormai da più di un mese l'emergenza freddo a Vicenza, momento dell'anno ancora più angusto per i senza tetto della città che rischiano ogni notte di non svegliarsi più dai freddi sonni invernali. E così accolte quasi 100 persone nelle strutture di accoglienza, non solo pubbliche ma anche del privato sociale. Purtroppo in questi ultimi giorni, nonostante la maggior parte di queste persone siano state vaccinate attraverso la collaborazione con l'ULSS, hanno comunque purtroppo contratto il virus. In questo momento ci sono 2 persone che sono positive e ne abbiamo dovute mettere altre 4 in isolamento. Un déjà vu ad occhi aperti. Infatti torna alla mente il focolaio dell'albergo cittadino nel novembre 2020, quando positive erano 12 persone, un quarto degli ospiti e 6 in isolamento precauzionale. Una situazione critica da gestire. In modo rapido ed emergenziale, cercando di gestire queste persone in isolamento. Adesso ovviamente stiamo attendendo gli esiti degli altri tamponi nella speranza che non parta all'interno della comunità di alloggio, proprio perché purtroppo abbiamo già avuto modo di vedere come l'anno scorso, quando è partito un focolaio all'interno dell'albergo cittadino, nel momento in cui è partito purtroppo non prima di 40 giorni si è riusciti a concludersi. Chiudiamo con una notizia un po' particolare, una pista da sci a Caorle. Si va verso il 500.000 di presenze per il mercatino più lungo d'Europa, 1430 metri di lunghezza con una 70 di casette natalizie. Ci sono poi dolcissime alpaca per la gioia dei bimbi, la fiabesca giostra dei cavalli, il carosello, cioè la ruota panoramica e dulcis in fondo la grande novità dell'anno, la pista da sci di fondo a ridosso del mare a 2 passi dalla scogliera, dove si scia su una superficie sintetica di 400 metri. Caorle si è tramutata davvero in Wonderland, la terra delle meraviglie.
Dopo lo stop forzato dello scorso anno, la terza edizione di Wonderland, appunto, torna rinnovata anche con il servizio di dog sitting e di addestramento per gli amici a quattro zampe, un'oasi di gioco tutta per loro e relax, mentre i padroncini potranno anche comprare pettorine e biscotti. Il tutto tra le piazze Vescovado, Papa Giovanni XXIII e Pio X. Piazza quest'ultima dove sono ospitate la Star Tower, la torre alta 37 metri che sovrasta la città, e appunto la giostra panoramica ad alta quota. Più basso ma ugualmente spettacolare l'albero di Natale di 15 metri. Un Natale questo 2021 da far brillare tra le luci delle nostre speranze e aspettative, che quest'anno, come non mai, ci auguriamo sia davvero all'insegna di salute, tanta salute, salute in abbondanza. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Cristiano Facca e Alessandro Costacurti in regia per averci aiutato a portare nelle vostre case tutte le notizie. Ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno dato le news dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per l'approfondimento di tutto quello di cui abbiamo parlato e ovviamente per le novità che arriveranno nel pomeriggio. E vi auguriamo appunto un buon pomeriggio, buone feste.